Al Cafoncello questi sono giorni difficili, così come in tutte le cardiochirurgie del Veneto. Sono decine e decine le chiamate che arrivano all'ULSS 2 Marca Trevigiana, anche dalle altre aziende sanitarie. Il batterio killer fa paura. I dati parlano di circa 10.000 pazienti operati nella nostra regione, potenzialmente interessati e che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici. A Treviso, per il momento, sono sotto osservazione una decina di casi, persone che hanno manifestato i primi sintomi come la febbricola costante. Abbiamo aperto un ambulatorio, è partito il 26 di novembre e noi abbiamo dato una fascia oraria di 3 ore pomeridiane per ricevere telefonate dalle persone. Riceviamo circa 30-40 telefonate al giorno. Il dottor Scottoni e i suoi collaboratori sono loro che direttamente interagiscono con le persone. Stiamo tranquillizzando molte persone, una decina di casi all'oggi li andremo a vedere e valutare. Quello che ormai è stato ribattezzato il batterio killer era presente in uno strumento di cardiochirurgia, un batterio che ha provocato 16 casi di infezione, di cui 14 in Veneto con 6 decessi. Oggi a Padova si è riunito il gruppo tecnico della Regione Veneto. Attendiamo le linee guida regionali, le indicazioni della Regione per poi casomai proseguire sulle indicazioni regionali e verificare a più ampio spettro le persone che in quel periodo hanno fatto l'intervento. I pazienti riceveranno una scheda informativa contenente le informazioni sui sintomi e le indicazioni dei numeri di telefono da contattare per qualsiasi evenienza e per gli eventuali approfondimenti clinici necessari. Tanta ovviamente la preoccupazione per i pazienti. Sì, c'è tanta preoccupazione, devo ringraziare il dottor Scottoni e i suoi collaboratori perché stanno veramente dando, come dire, fiducia alle persone e mettono tranquillità alle persone, perché effettivamente noi speriamo che i casi siano veramente molto ridotti. Il gruppo tecnico inoltre ha spiegato anche che i macchinari presenti nelle cardiochirurgie di tutti gli ospedali veneti sono già stati messi in sicurezza e in alcuni casi sostituiti, e che la Regione Veneto si sta tutelando nei confronti della ditta produttrice.